No, la partita la ritengo una partita importantissima anche in virtù dei risultati che hanno fatto le altre squadre e poi di quello che è magari il piazzamento nei playoff. Per quanto riguarda lo Steaua è una squadra difficile da affrontare perché comunque è una squadra molto fisica. Però questa sera probabilmente c'è stato veramente un grande peperino perché hanno giocato veramente bene i ragazzi. E ringrazio tutti, questa sera hanno fatto una partita eccezionale. Devo dire che probabilmente lo Steaua paga forse un discorso di età e anche di allenamento, in quanto magari riesce a reggere un buon primo tempo e poi inevitabilmente cala nel secondo, e questo poi ha portato ai 5 gol o quanti sono stati. Però questo qua non significa che sia una squadra scarsa, anzi è una squadra di tutto rispetto a cui faccio i complimenti. Un appunto, volevo dedicare questa vittoria al nostro dirigente muratore Fabio, che sta passando un momento molto delicato. Guarda, per quanto riguarda la corsa playoff, levando ovviamente capolista e diciamo Cotton e Roma, prima e seconda, insomma siamo là. C'è da giocarsela fino all'ultima gara, adesso non so quante ne rimangono, mi sembra 7, 8, non mi ricordo, e bisogna fare più punti possibili. Il Peperino ha tutte le armi per poter fare tanti 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 punti e giocare partita dopo partita. Quello che dobbiamo fare noi è affrontare ogni squadra, che sia la prima, l'ultima, alla stessa maniera, e non curarci tanto di quello che fanno gli altri, altrimenti sbagliamo. Dobbiamo fare una partita come questa sera, siamo venuti qua con la mentalità giusta, affrontando una grande squadra e abbiamo vinto. Questo è quello che dobbiamo fare.